il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Filo Diretto. Luigi e Arturo, a voi la linea. Pronto? Luigi, a te la linea. Arturo, mi senti? Sì, io ti sento benissimo. Luigi non c'è? Lo provo un attimo a richiamare. Scusate. Ok, vuoi che parta io? Sì, grazie. Ok, dimmi quando posso andare. Sì, siamo in onda. Perfetto, buona giornata a tutti gli ascoltatori, un buon sabato e una buona vigilia di Pontida a chi è in ascolto. E questa è la trasmissione, lo spazio libero dell'ufficio rapporti sociali del territorio. Un ufficio che è preposto a dare risposte ai cittadini che si rivolgono ad esso sui problemi più disparati, quelli dalla lettura di una bolletta elettrica, del gas, dalla richiesta di uno SPID, da una consulenza in termini di pratiche condominiali, pratiche catastali, successorie. Abbiamo a nostra disposizione uno staff fatto di ingegneri, avvocati, geometri che in qualche modo possono nel loro piccolo contribuire a risolvere magari qualche problema a chi non è esperto in queste procedure burocratiche o chi non è sufficientemente preparato a leggere una bolletta della luce o del gas oppure su un rendiconto condominiale. La nostra sede è a None, in via Volvera, come ripete sempre Luigi Sinatora. Luigi Sinatora è il responsabile di questo ufficio, presieduto tutti i giorni dall'1:30 fino alle 4, per cui in questi orari è possibile rivolgersi. Fuori da questi orari c'è il numero di telefono che poi vi fornirà Luigi quando sarà in linea. Perfetto, io allora passo la parola a Luigi, così almeno lui vi dà le indicazioni, le coordinate per poterci contattare qualora qualche ascoltatore ne avesse bisogno e soprattutto dare le notizie più recenti riguardanti proprio quello che è questo campo, con particolare riferimento alle sanzioni stradali, perché abbiamo una specificità in questo contesto di essere aggiornati sulle nuove norme del codice della strada e di aver in qualche modo contribuito anche noi nel nostro piccolo a far inserire qualche norma dopo aver stimolato le istituzioni su alcuni problemi che magari non erano noti alla classe politica. Adesso sei Luigi. Allora ti passo la linea, buon sabato anche a te Luigi, a te la parola. Sì, grazie. Sì, allora siamo col filo diretto, la trasmissione riguardante come base il codice della strada e di conseguenza tutte le notizie particolari di riferimento. Però oggi, caro Arturo, abbiamo una discussione, almeno io penso che sia giusto di parlare un po' di quello che sta succedendo qui in Piemonte, a Torino e nelle cittadine vicine, perché 2 o 3 argomenti che tu come tecnico e come professionista puoi dare, ma soprattutto come personaggio politico della cittadina abbastanza grande, una delle più grandi del Piemonte, quindi di Moncalieri, e mi riferisco, Arturo, e poi tu darai spiegazioni e le ragioni per le quali succedono queste cose. Primo, a Piazza Bengasi la scala mobile della metropolitana è rotta da 2 anni. Tu sai perché faccio queste domande? Perché gente disabile con la carrozzina a scala mobile della metropolitana è rotta da 2 anni e lì sei tu. Piazza Bengasi mi pare che
potresti con il comune di Moncalieri cercare di risolvere il problema, così eviteremo da 2 anni. Secondo, altro problema sempre con la metropolitana, che a te piace molto, dove dice che in questi 2 o 3 giorni è stato fermo per mezz'ora la metropolitana in 2 giorni di seguito, cioè bloccata per oltre mezz'ora dalle 13.03 alle 13.34, la metropolitana con pesanti disagi per migliaia di passeggeri di tutte le categorie. Questa volta il fermo è stato dovuto al sistema di sicurezza, dice, che ha segnalato un ostacolo, poi rivelatosi inesistente sui binari. Cerca di capire e poi spiegare. Questo ha comportato un reset del sistema che gestisce la linea con i treni rimasti bloccati. Si tratta della seconda interruzione importante negli ultimi 2 giorni, Arturo, quindi giovedì e venerdì. Il servizio era rimasto bloccato per 50 minuti, poi nella tratta Lingotto-Begasi, dove si era verificato il problema, il fermo era stato protratto fino alle 16.40, cioè per 3 ore. Queste 2 cavolate. Questa cavolata, così poi ti diverti a rispondere, sempre l'altro problema, guarda caso nella stessa zona, sottopasso del Lingotto, dove dice che ci saranno via nuovi lavori e cambia la viabilità. Quindi per questo che noi come trasmissione di filo diretto abbiamo come base il codice della strada e le notizie particolari di riferimento, dove dice esattamente che si tratta della nuova tranche di lavori finalizzati al risanamento conservativo degli elementi strutturali e di infrastruttura, ovvero, Arturo, e poi ti lascio andare, inizieranno nei prossimi giorni, tu dirai quando e come, del lavoro del 4º lotto di interventi per il risvolto strutturale del sottopasso di Lingotto nel tratto compreso tra via Ventimiglia e Corso Unità d'Italia. Poi dice che la durata del cantiere è di 1 anno con la fine dei lavori nel mese di settembre del 25. Tu calcola poi la gente con questi casini come fa viaggiare. Dice la viabilità di Corso Unità d'Italia in direzione sud verso Moncalieri non verrà mai interrotta, dice, ma in una fase successiva prevista nel 2025 i veicoli saranno deviati sulla banchina centrale con una chicane per consentire l'esecuzione dei lavori. Poi nella primavera del prossimo anno, quando anche l'intervento del collettivo fognario sarà terminato, verrà riaperta la carreggiata nord da Moncalieri, ecco perché sei in ballo caro Arturo, colpa tua, verso il centro città, e si procederà alla chiusura al traffico del sottopasso in direzione sud, cioè direzione dal centro città verso Moncalieri. Quindi nel tratto tra via Ventimiglia e Corso Unità d'Italia per consentire anche in queste parti dell'infrastruttura la realizzazione di necessari lavori di rinforzo. Ecco perché ti chiamo e ti chiedo, perché tu sei la persona giusta, a parte la professionalità e anche la competenza politica. Io ti ho messo in ballo 3 fedini nei quali tu sarai soprattutto in grado di spiegarne le ragioni, le motivazioni, e poi sì, con la gente come me, i disabili, gli anziani e quelli che hanno bisogno di quella zona, come bisogna comportarsi. Adesso divertiti Arturo almeno fino alla prima pausa, vai. Sì, Luigi, tu hai toccato temi che per noi che viviamo a Torino e nella prima cintura sono importantissimi, e sono molto più importanti perché vanno a toccare persone che sono meno fortunate di noi, che hanno la sfortuna di avere una disabilità per cui necessitano di ausili per camminare. Ma non è solo il problema della disabilità, ci sono gli anziani, ci sono le donne con i passeggini, con le carrozzine che necessitano per poter accedere a queste infrastrutture di opere che gli consentano di arrivare all'altezza dei treni. Allora, sembra che queste amministrazioni che a parole siano estremamente sensibili su questi temi, anzi è la destra che secondo loro non è sensibile a questi temi,
ma queste amministrazioni che fanno nelle loro campagne elettorali un elemento fondamentale e poi ricevono i voti da queste associazioni, dalla maggioranza di queste associazioni, no? Perché riescono a blandirle con promesse. Poi quando si tratta della quotidianità e non del taglio del nastro per la nuova pista, il nuovo ascensore o quant'altro, quando si tratta poi della quotidianità, quindi poi di queste opere, della manutenzione, dello stimolo ad abbattere ancora ulteriori barriere architettoniche. Abbiamo un servizio, tanto per ricordare ai nostri ascoltatori, chi ci ascolta, di ferrovia, una rete di servizio ferroviario metropolitano che collega Asti, collega Ivrea, collega Chieri, collega Pinerolo. Ebbene, questo servizio che dovrebbe essere progettato per l'utilizzo di tutte le fasce di cittadini, in molte delle stazioni della nostra rete ferroviaria dove si effettua questo servizio, i treni non sono accessibili ai disabili, agli anziani, alle donne con passeggino, alle donne con carrozzine. Per cui il problema che ricordi tu del fermo delle scale mobili è solo uno dei vari elementi che fanno dire che queste amministrazioni pensano più alla propaganda che non poi ai problemi di tutti i giorni dei cittadini, perché non è possibile che una scala mobile o un impianto di sollevamento sia fermo per un anno e mezzo. Allora o c'è un errore di progettazione oppure c'è la colpa di qualcuno. A volte le amministrazioni comunali tutte si mascherano dietro appalti che vengono impugnati al TAR, quindi l'abbiamo visto noi per il prolungamento della metropolitana, lo vediamo a Moncaglieri sui temi del taglio dell'erba, ad esempio sui civi delle strade e sulle piste ciclabili, si mascherano dietro i ricorsi al TAR perché le ditte impugnano poi l'aggiudicazione. Questo vuol dire che c'è un eccesso di burocrazia ed è difficile da interpretare questa burocrazia anche dei funzionari, perché se eseguono degli atti impugnabili c'è qualcosa che non funziona. Ma il problema è sempre quello che né gli amministratori né i burocrati non sentono proprio questi problemi, perché sì, c'è tutta la procedura burocratica di impugnazione magari di un contratto di manutenzione delle scale mobili che è stato impugnato al TAR, però gli effetti poi ricadono sulle spalle dei cittadini che utilizzano questo servizio. Per cui anche in questo contesto andrebbe in qualche modo snellita la procedura, ma soprattutto responsabilizzando personalmente i funzionari e i politici, perché non è possibile fare promesse elettorali per carpire il voto dei cittadini e poi non fare nulla di quello che si è detto. Questo è il primo tema. Il secondo tema è quello che tu tocchi e che è un nodo scoperto, un nervo scoperto per chi abita nella zona sud di Torino, Moncaglieri, Michelino, Profarello, la gente della collina, che necessita di un accesso veloce alla città, vuoi per motivi lavorativi, poi per motivi commerciali, per tutte le esigenze di una città. Ebbene, tutto questo traffico si riversa su un'unica arteria che è Corso Unità d'Italia e su quel sottopassaggio che tu ricordavi, che oramai è chiuso da anni per lavori, viene riaperto a fasi alterne, una corsia o un'altra, però sono anni che in questo sottopassaggio compiono lavori. Li hanno compiuti, oserei dire, da decenni, quando hanno inaugurato quella famosa rotonda sotterranea in pompa magna, perché le amministrazioni sono in gamba e realizzano queste opere, salvo poi non poter usufruire di queste opere che vengono inaugurate. Questo rende estremamente difficoltoso l'accesso alla città e il traffico, creando lunghe code,
disagi estremi ai cittadini, anche perché in questo contesto non vi è una pianificazione degli interventi. Tu l'hai ricordato bene, si sovrappongono lavori di sistemazione del sottopassaggio del Lingotto e la realizzazione di questa idrostrada, che sarebbe un nuovo collettore che viene realizzato nella zona di Torino Sud, che dovrà andare al depuratore di Settimo. Ebbene, noi per questa opera abbiamo parti di quasi da decenni, ricordo via Pio Settimo, al mattino tu hai ricordato il sottopassaggio del Lingotto, i lavori in corso all'Unità d'Italia che sono durati corsia e che adesso sono ripresi riducendo la carreggiata a una carreggiata, 2 carreggiate e una carreggiata sola, e soprattutto la sovrapposizione degli interventi. Occorrerebbe una pianificazione dove si finisce prima un'opera in modo che la gente possa avere un'alternativa e si inizia un'altra. Purtroppo nell'amministrazione pubblica si va per compartimenti stagni, magari il comune non sa quello che fa la città metropolitana, la società SMAT, che è controllata, ricordiamoci, dal comune di Torino, non dialoga con la stessa città di Torino che è responsabile dei lavori del sottopassaggio, e quindi succedono che si sovrappongono interventi strutturali notevoli, bloccando tutte le arterie di accesso alla città. Ricordo ancora che Vianizza è da quasi 20 anni che è chiusa al traffico, e anche questo è un elemento che fa riflettere, perché tu una strada chiusa al traffico per 20 anni, la stessa piazza Bengasi che tu ricordavi è stata chiusa per più di 10 anni, ma questo ha una ricaduta non indifferente sul territorio, perché i negozi della zona, i negozi che si affacciavano su quest'opera, su questi lavori, sono stati tutti chiusi perché i commercianti non hanno avuto i giusti ristori, gli utenti non potevano più accedere a questi negozi e quindi andavano ad acquistare da un'altra parte, e decine, oserei dire centinaia di attività economiche sono morte proprio grazie all'inefficienza della nostra macchina pubblica. Sì, ma c'è un problema, Arturo, scusa Arturo, c'è un problema. Io non è per metterti in ballo in discussione, ma guarda che qui si parla di Torino, è vero, ma di Boncaglieri, cioè sia la durata del cantiere, che è prevista di un anno, no? Fino a settembre del 2025, e passano con la viabilità, no, da Boncaglieri verso il centro città e poi da Corso Unità d'Italia a Corso Corsica. Ma la viabilità, ecco, è questo che devi spiegare agli automobilisti, motociclisti, a chi segue la strada. Cioè, perché noi, a parte il codice, noi dobbiamo parlare della viabilità, della mobilità. E qui dice, caro Arturo, guarda sempre in mezzo a Boncaglieri, la viabilità da Corso Unità d'Italia verso Boncaglieri lo dice che non verrà mai interrotta, però in una fase successiva prevista nel 2025, cioè tra qualche mese, ovvero i veicoli saranno deviati su una banchina centrale con una chicane, e tu saprai spiegare dove sarà, come sarà, oppure nella primavera addirittura del 2025, cioè marzo-aprile, ci sarà anche un intervento per quanto riguarda il collettore fognario, e quindi verrà aperta la carreggiata da Boncaglieri verso il centro città. Cioè siamo in ballo, siamo una cosa sola. Ecco perché fai parte del gruppo di questa radio e del nostro settore, Arturo, non perché sei solo un ottimo e professionista come architetto, ma essendo un politico di Boncaglieri molto importante per quanto riguarda me e tutto il nostro settore, i nostri volontari, e ti chiedo dunque cosa dirà da quando poi da centro città verso Boncaglieri nel tratto tra via Ventimiglia e Corso Unità d'Italia, per consentire, come dice, la realizzazione dei necessari, cioè
per lavorare praticamente noi che dobbiamo viaggiare, come ci viviamo? Non dico che non dobbiamo più viaggiare, ma secondo te come sarà la viabilità in questi, diciamo, 2 anni? Ecco, qui 2 minuti, rispondi a tu, vai. Sì, purtroppo Moncalieri non ha competenza su queste opere perché la metropolitana e la stazione di Piazza Bengasi della metropolitana è in comune di Torino. Moncalieri inizia dal fondo della Piazza Bengasi ed è stata coinvolta dai lavori che hanno portato alla chiusura di diverse strade, e tu ti ricordi che doveva essere realizzato un parcheggio interrato che adesso è sparito dai radar, no? Quindi per quello che è di competenza. Mentre per il secondo problema, che è quello di Corso Unità d'Italia, Moncalieri subisce anche lei le scelte fatte dall'amministrazione comunale o da chi gestisce questi lavori pubblici, e sopporta anche lei le inefficienze dell'amministrazione di una non pianificazione degli interventi, perché se uno volesse risolvere i problemi non ci impiega 2 anni per fare dei lavori. L'altro esempio che ti posso portare è quello della Torino-Savona, no? Che è tutto un cantiere, si prevede l'apertura del 2026 e nei periodi di maggior traffico la gente impiega 4-5 ore per percorrere 100 km. Ma quello che dicevi tu dei cantieri e della realizzazione di chicane è proprio perché l'amministrazione non si sente di chiudere al traffico completamente una carreggiata, perché questo provocherebbe la paralisi, proprio la paralisi della provincia, della zona sud di Torino, perché il traffico si riverserebbe su altre dorsali che sono già di per sé stesse intasate, per cui non ha il coraggio di prendere una decisione di tal genere, per cui adotta una soluzione di impiego, no? Quindi sapendo già che questo provocherà disagi, come si dice in piemontese, lasciamelo ricordare, i papin insieme a una gamba al boss, no? Quindi il pannicello caldo sopra una gamba di legno per risolvere il problema, sapendo proprio che ci saranno code chilometriche, ma soprattutto con un elemento, non potenziando la presenza sul territorio della polizia municipale, che aiuterebbe nei casi di maggior traffico a far defluire meglio il traffico, perché lo sappiamo benissimo, lo viviamo tutti, anche chi non vive a Torino. Sulle autostrade, quando c'è tanto traffico, un restringimento di carreggiata fa sì che i più furbi sorpassino fino all'ultimo e quindi costringano tutti a rallentare fino a bloccare il traffico. Se ci fosse la presenza nelle ore di punta di qualche agente, non dico della polizia o della polizia municipale o della polizia stradale, magari il fenomeno si ridurrebbe. Purtroppo queste amministrazioni fanno sempre i conti senza l'oste, no? Quindi non sono problemi loro poi se si verificano le code, sono poi colpa dei cittadini che non usano la bicicletta, il monopattino, il treno, perché c'è da ricordare che in questi ingorghi poi finiscono anche i pullman di linea, quindi toccano anche coloro che non usano l'autovettura per andare a lavorare, e toccano un servizio pubblico dove sopra questo servizio pubblico c'è gente che deve andare a lavorare, c'è gente che deve andare a fare esami agli ospedali, deve andare a farsi curare, non può utilizzare la macchina, no? Quindi quelle fasce deboli che tu ricordavi all'inizio. E questo però non viene preso in considerazione, perché vengono eliminate anche in questo caso le corsie preferenziali, però rimane sempre in funzione il misuratore di velocità in quel tratto che verrà bloccato tra il palazzo del Museo dell'Automobile e Corso Maroncelli, dove c'è quell'impianto che misura la velocità delle auto che transitano. Ebbene, nonostante i lavori, questo è sempre in funzione, perché non si può evitare di fare un po' di cassa
magari anche quando il cantiere nelle ore notturne sgombero e si può magari circolare a una velocità più elevata. Quindi un po' di cassa non guasta mai. E questi lavori dureranno anni, perché proprio come sempre, come solito, anche il sottopassaggio del Lingotto doveva essere chiuso pochi mesi, invece siamo a chiusure che durano anni. Purtroppo l'amministrazione pubblica dichiara una data di ultimazione dei lavori, però nel 90% queste date vengono sempre disattese e quindi i lavori si protraggono poi per anni e per decenni. E noi a Torino di questo ne siamo un testimone ben attuale su come funziona le amministrazioni pubbliche. Quindi Luigi, noi daremo poi, quando incominceranno, i dettagli delle chiusure e come sarà fatto. Adesso Arturo diamo spazio un minuto alla pubblicità e poi riprendiamo anche con le altre novità, perché poi ti chiederò cose ancora importanti anche per altri motivi molto molto seri che partiranno da poco. A voi studio per un minuto per la pubblicità, grazie. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Vuoi la linea? Grazie. Allora, adesso Arturo, ti parlo da persona interessata. Le novità che sono: l'autostrada A4 Torino-Milano sarà senza caselli per il pedaggio, si passerà al sistema free flow, cioè io sono per la nuova tecnologia, per la tecnica, tutto quello che vuoi, però la gente che ha la mia età o quelli che arriveranno che finiscono i lavori alla mia età, non credo che sarà facile presentarsi, perché qui dice che sarà un'autostrada innovativa green, tecnologica e senza più i caselli. Tu dovrai spiegare cosa vuol dire, perché io non capisco niente. Questo è l'obiettivo ASTM Group per la nuova autostrada A4 Torino-Milano. Questo interessa non solo noi torinesi, quindi mi pare che sarà anche una delle autostrade più importanti, perché il progetto è stato svelato in questi giorni. Ecco perché ringraziamo questa radio, perché dà a noi la possibilità di parlare di cose attuali, né di cazzate né di fesserie, cose attuali, scritte, registrate e controllabili. Il forum in programma in questi giorni a New York, organizzato in collaborazione con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in coordinamento con le Nazioni Unite e la città di New York, e che si pone l'obiettivo di riunire gli attori chiave del giorno, cioè del mondo imprenditoriale e della società civile, che si incontrano per affrontare la crisi, guidare il cambiamento e supportare i progetti già in atto. La grande novità però sarà la totale assenza dei caselli come attualmente vengono concepiti, ovvero con la possibilità di pagamento con il denaro contante. Quindi dovrei spiegare poi come dovremo comportarci quelli come me. Si passerà al sistema free flow, ovvero un pagamento tramite telepedaggio o mediante la lettura della targa e pagamento online via app o internet banking o sportelli bancomat. Ti chiedo scusa Arturo, ma spiegamelo bene, perché questo interessa alla gente come me. Quando sarà attuata questa novità, perché pare che partono subito, no? Dell'autostrada innovativa, come ci dobbiamo comportare? È un'altra notizia, così chiuderai bene prima di salutarci. Cosa sta succedendo a Mirafiori? Che abbiamo un altro mese di stop perché Stellantis non ha più un piano. Stellantis sarebbe la nuova grande Fiat, ovvero sia
dopo aver rivisto il ribasso alle previsioni del Tonful Borsa di ieri, quindi non stiamo dicendo cazzate, continuano le brutte notizie, mancano gli ordini e si ferma la produzione della 500 BEV alla carrozzerie, cioè il gruppo ormai naviga a vista in balia dei marosi del mercato. Tavares in Parlamento, ovvero sia, caro Arturo, è stata prorogata al 1° novembre, quindi ci siamo, no? La sospensione della produzione della 500 VM alle carrozzerie di Mirafiori. Sono due notizie, Arturo, che ti terranno impegnato almeno fino a un minuto dalla fine, così poi saluteremo. Ma questa storia dell'autostrada a Torino con quello che verrà e questa storia di questa benedetta Stellantis che sta rompendo le palle, cosa ne dici? Come la pensiamo e cosa dobbiamo fare, Arturo? Vai. Sì, è un progetto che parte da lontano, no? Parte da lontano con la lettura delle targhe tramite sistemi informatici, quello che viene applicato nei tutor, negli autovelos che piazzano nei sistemi di multa red, di vista red per la rilevazione delle infrazioni col passaggio col rosso, ed è l'ufficializzazione, la generalizzazione del Grande Fratello, per cui in un'ottica di risparmio, perché un casellante o una persona detta al casello costa molto per queste società, detta loro, no? Che fanno dei guadagni incredibili e che l'abbiamo visto tutti nell'affare del ponte di Genova, cosa vuol dire gestire un'autostrada, e quindi è molto più comodo sostituire tutte le porte che necessitano di presenziamento o necessitano di apparecchiature per leggere il bancomat o per contare i soldi, con un sistema che è già in vigore sulla Asti Cuneo. Ricordiamoci che sulla Asti Cuneo è già in vigore questo sistema, proprio non hanno fatto i caselli, tu passi sotto determinate porte, il sistema ti legge la targa e tu poi tramite l'app devi andare al bancomat e pagare il pedaggio, o lo paghi tramite la stessa app, quindi non girano più soldi, non ci sono ricevute, non c'è lettura di niente. Ed è un risparmio notevole, no, per chi gestisce le autostrade, perché elimina tutta una parte di spese di gestione e di conteggio, di contabilità, di personale, come se, e questo con la scusa della tutela dell'ambiente, come se i casellanti fossero la causa dell'aumento dell'anidride carbonica, no? Paragoniamo i casellanti e gli addetti alle barriere autostradali agli allevamenti di bovini che provocano la CO2, no? Quindi adesso oramai tutto quello che si fa viene mascherato con la tutela dell'ambiente, no? Per citare alcune anime belle e non pensare ai problemi che porta i cittadini, che sono poi quei problemi che hai tu e che esistono tuttora, perché tu metti che arrivi ad Alba a vedere le Langhe un turista che per la prima volta viene da queste parti e che arriva da un'altra parte d'Italia e che non sa che esiste questo sistema, passa questo ignaro delle forme di pagamento, perché devi anche poi andare ad approfondire come pagare, quindi scaricano sull'utente, che diventa un suddito, tutte la necessità di procurarsi le informazioni addirittura per pagare un servizio, altrimenti se non paga gli arriva l'addebito a casa, ovviamente con le spese di notifica e di recupero del pedaggio, per cui anziché magari pagare 2, 3, 4, 5 euro se ne pagano 3, 4, 5 in più oltre il pedaggio, perché in qualche modo se tu non hai un'app, non hai il Telepass,
in teoria non puoi accedere a queste autostrade, o se accedi devi avere una conoscenza specifica poi di come pagare. A me sembra una cosa molto ardita, perché costringere le persone, perché poi le costringi a dotarsi di un sistema di pedaggiamento come il Telepass, ma esiste quello della Unipol, ne esiste un altro di un'altra società, che non sono gratuiti, perché è un po' come l'utilizzo del bancomat negli esercizi commerciali, no? Tu il bancomat lo utilizzi, però il bancomat costa, non è gratuito, no? Costa perché ha delle spese, tu come cittadino devi subire delle spese, affronti delle spese se hai un bancomat. Quindi in qualche modo lo Stato impone a spese dei cittadini una nuova tecnologia che favorisce le società autostradali, no? Per cui si eliminano tutti i controlli sulle strade, vuoi per il rilevamento delle multe per eccesso di velocità, vuoi sappi tutto, quindi eliminiamo la polizia stradale perché magari inquina anche quella, no? Quindi possiamo eliminare e lasciamo tutto a gestire dal grande fratello. E cosa succede poi se arriva una targa straniera a visitare le Langhe e non capisci tutta la pappardella che c'è sul cartello che ti avvisa che verrà letto, perché anche la sicurezza, tu viaggi in una strada, mi sembra che in quel tratto ci possa essere il limite dei 90 all'ora. Tu ai 90 all'ora quanto tempo hai per leggere un cartello sul lato destro della strada? E pensa uno straniero che è abituato ai cartelli, universali, leggerti una scritta in italiano, o qualora pensassero bene anche gli stranieri, in inglese. Se tu sei tedesco e non conosci né l'italiano né l'inglese, cosa ti succede? O gli stranieri non li facciamo pagare perché i costi di notifica in uno Stato magari superano l'ingresso, oppure cosa succede? Cioè, sono domande che queste persone non so se si sono poste, perché loro pensano di fare cassa indiscriminatamente e costringere la gente a dotarsi di questi apparati. Adesso ci sono il Telepass europeo addirittura, dove tu puoi andare all'estero e tramite il Telepass paghi i pedaggi nei pochi stati, perché ricordiamoci, ci sono stati che hanno un pedaggiamento come il nostro, siamo solo noi e la Francia, perché ad esempio nella Germania, ricordiamoci, siamo in Europa, in Germania le autostrade sono gratuite, siamo in Europa, in Austria c'è la vignette, siamo in Europa, in Slovenia c'è la vignette dove tu paghi per una settimana, un mese, un anno e non devi e paghi con cifre notevolmente inferiori ai pedaggi italiani, no? Quindi in Italia continuiamo a favorire una rendita di posizione contro quello che sono le indicazioni degli altri paesi europei che non le adottano. Quindi c'è la domanda da porsi: questo grande fratello, l'Europa non ha nulla da dire, guarda la lunghezza dei cetrioli e il diametro delle vongole, e non ha nulla da dire l'Europa su questi sistemi. Quello che mi pare strano è che le associazioni di categoria, soprattutto i sindacati che dovrebbero tutelare i pensionati e le fasce deboli, non dicano nulla su questi sistemi che penalizzano oltreturismo, ma quelle che dicevi tu, le persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia e che magari usano la macchina poche volte all'anno e quindi non sentono la necessità di pagare un sistema di telerilevamento dei passaggi, per cui costringere anche persone che usano poco l'autovettura a pagare il canone alla società Telepass, a Unipol o quant'altro per poter usufruire di infrastrutture che, ricordiamoci, dovrebbero essere di pubblica utilità, perché quando sono state costruite hanno usufruito di finanziamenti
hanno usufruito di espropri, perché non è che sono andati a comprare i terreni al libero mercato, ma sono stati espropriati questi terreni dei comuni cittadini. Quindi una serie di riflessioni che fanno dire come la nostra normativa e la nostra legislazione in qualche modo infranga degli elementi importanti e anche costituzionali, perché alcune voci, se ci fosse un costituzionalista autonomo e indipendente, potrebbe andare a vedere se ci sono delle forme di violazione della Costituzione, perché tu non mi puoi mettere... Stanno facendo un processo a Salvini, che ha tenuto al largo con vitto alloggio della gente che non aveva nessun titolo a sbarcare in Italia. Tu pensa a tenere prigionieri per 4-5 ore, come è successo ai torinesi 2 domeniche fa che tornavano da un weekend in Liguria, 4-5 ore prigionieri su un'autostrada. Quello non è un sequestro di persona. Tieni sotto sequestro donne, bambini, ammalati, anziani, persone che hanno fretta di arrivare, che usufruiscono di un servizio a pagamento, perché ricordiamoci anche questo, da noi sono servizi a pagamento, ma nessun magistrato mai interviene a vedere come mai queste società possono comportarsi in questo modo, con cantieri che durano anni e anni, quando in Italia c'è l'esempio. In pochi anni abbiamo fatto un ponte nuovo a Genova, un'opera ardita di ingegneria, e non riusciamo a mantenere o cambiare qualche chilometro di guardrail o rifare qualche ponte nel giro di pochi mesi. Questo dovrebbe vedere sia la nostra magistratura sia la magistratura contabile, perché questo anche grava sugli sprechi e sui costi che sostengono i cittadini, perché queste opere, ricordiamoci, sono sempre solo pagate dai cittadini, vuoi con la fiscalità generale, vuoi con i pedaggi. E in Italia siamo quasi costretti a utilizzare le autostrade, perché la viabilità normale, tu lo racconti tutte le volte, ogni comune ha una statale che passa sul suo comune, gli viene voglia di fare cassa mettendo un semaforo, mettendo un autovelox, proprio per riuscire a fare un po' di cassa sulle spalle degli automobilisti. Lo vediamo le nostre statali come sono, diventano dei centri commerciali orizzontali, dove per chilometri e chilometri abbiamo supermercati, negozi e quant'altro, che in qualche modo hanno accesso da una strada statale che era nata per consentire il traffico veloce, e su questa statale vedi che per chilometri e chilometri poi c'è il limite dei 50 all'ora. Quindi queste cose sono cose che andrebbero in qualche modo valutate, perché non c'è nulla da inventare, basta andare a vedere su questi sistemi cosa succede negli altri paesi. Se vogliono eliminare i caselli pedali, perché non si mette la vignetta anche in Italia? Magari anziché i 10 euro alla settimana che costa in Slovenia, facciamola pagare 20 euro. Però è assurdo che tu voglia eliminare i caselli e le barriere, perché sono una fonte di spesa per le società autostradali, andando però a gravare di un ulteriore onere sugli automobilisti. Allora tu cerca di ottenere lo stesso risultato facendo un favore sia alle società autostradali ma anche agli automobilisti. Se no andiamo a leggerci il libro di Carlo Maria Cipolla, Allegro ma non troppo, dove divideva l'umanità in 4 categorie, e una era quella di quei soggetti che tutte le azioni che fanno, che compiono, provocano un vantaggio a loro stessi e uno svantaggio agli altri, no? Non sto a elencare le altre categorie, però dobbiamo in qualche modo avere qualcuno che tuteli gli automobilisti, e anche in questo caso nel codice della strada sarebbe stato opportuno inserire anche delle norme vincolanti per le società autostradali, perché le società autostradali firmano una concessione
in questa concessione ci sono determinati articoli, queste concessioni vengono rinnovate automaticamente e anche le nuove tecnologie non vengono poi inserite in questa concessione. Nelle concessioni si parla poi di migliorie, ma le migliorie per chi sono? Sono per gli automobilisti o per le stesse società? Per cui dobbiamo fare attenzione e dobbiamo, con le associazioni che abbiamo di consumatori, magari intervenire anche in questo contesto, perché tu non puoi costringere per pagare un servizio a doverti dotare di uno strumento che non è gratuito e costringere la gente, limitare la libertà della gente alla mobilità, magari a non prendere alcune tratte autostradali perché non sai poi come pagare, no, il pedaggio. Mi sembra di vivere in un paese che non è normale, non è civile e non è moderno. Questo è quello che penso io, quindi di questa nuova involuzione, perché affidiamo al grande fratello un'altra fetta della nostra libertà, un grande fratello che ci controlla e che sa se noi siamo andati a Milano, sulla Torino-Milano, perché viene registrato. Se io non volessi far sapere a mio cugino che sono andato a Milano e non sono passato a trovarlo, no? Mio cugino che è un esperto di informatica, se non prendo il telepass, mi pago il biglietto, non viene registrato da nessuna parte. Invece così entra in una banca dati che, lo vediamo anche in questi giorni, con tutte le cose di hackeraggio, può essere letta e interpretata da qualcuno. Che ne dici, Luigi? Sto dicendo che siamo arrivati al limite, perché c'erano altre due cose da chiederti, perché volevo dirti che mercoledì, Arturo, vengono dei lavoratori della Stellantis, dei Fiori, vengono a chiederti informazioni per quello che sta capitando, perché lì, caro mio, è un casino. E secondo punto, prossima settimana preparati, perché ti do il compitino a casa, parleremo del Piemonte, stop ai diesel Euro 5 da ottobre 2025. Ti do un anno di tempo, pensi che ti basta per preparare qualche discussione? Perché sono 4 miliardi per ridurre l'inquinamento. Si parla sempre che la causa è per risolvere il problema dell'inquinamento, cioè grandi temi, grandi problemi, e ti metto sempre in ballo perché sei la persona giusta al momento giusto. Quindi Arturo, ti prego, saluta, perché siamo in chiusura, ringraziamo la nostra radio e mercoledì, perché ci vediamo mercoledì questa volta, verranno 2 o 3 dipendenti, collaboratori lì di Mirafiori, per parlarti un po' della situazione Stellantis, così sabato prossimo ci potrai spiegare meglio. Che ne dici? Ho fatto male a prendere gli appuntamenti o è giusto? Cosa mi dici? No, hai fatto bene, Luigi. Adesso saluto gli ascoltatori, una buona giornata a te, Luigi, un saluto alla regia e a risentirci a sabato prossimo. Ciao Luigi, ciao regia. Ciao, grazie. Sì, io ringrazio anche la nostra Radio Libertà, ricordo che i nostri uffici dell'ufficio rapporti sociali è a None, in via Volvera 3, dal martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 14 alle 16 siamo a disposizione dei cittadini, di chi ha problemi, ricordando che ci sono da noi appunto volontari professionisti, da architetti, ingegneri, dottori, avvocati, notai, commercialisti, patronati, cioè qualunque cosa abbiate bisogno vi serva, venite a Volvera, non in via Volvera 3, chiamate 328 07 15 232, quindi telefonando 328 07 15 232, oppure se volete inviare delle mail per metterci d'accordo l'orario, il tema che dovete trattare, UFS rapporti sociali, tutto minuscolo lineato, UF rapporti sociali @libero.it. Quindi mi raccomando, a None il martedì
mercoledì, giovedì e venerdì alle 14, alle 16. Ringrazio direttamente la nostra Radio Libertà che consente a me e ai nostri collaboratori professionisti di potersi esprimere. Spero che gli ascoltatori abbiano, diano la motivazione valida e che giustificano la nostra presenza. Grazie, un abbraccio a tutti e a risentirci sabato prossimo dalle 11 alle 12. A voi studio, grazie. Avete ascoltato